Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi volevo condividere qualcosa di un po' diverso dal solito, perché non vi racconto una storia, non vi spiego granché, vi leggo una lista di nomi e una lista di cifre che sono in realtà i gol, perché qualche tempo fa vi avevo parlato degli unici 3 gol realizzati dai portieri nel campionato di Serie A, Rampulla, Taibi e Brignoli. Ma sono andato a vedere quali sono i goleador per eccellenza, proprio la classifica dei primi 10 portieri goleador nella storia del calcio internazionale, quindi non soltanto portieri italiani, portieri della Serie A, in realtà, perché poi italiani che hanno segnato anche nelle categorie inferiori ce ne sono diversi, ma proprio la classifica dei primi 10 portieri che hanno segnato di più nel mondo. Tra l'altro è pure faticoso perché alcune statistiche sono diverse fra di loro, perché alcuni gol vengono conteggiati, altri no, quindi è un po' come quando nelle classifiche di Serie B o di Serie A non vengono conteggiati i gol negli spareggi, non si sa perché, anche nei playoff c'è 13 più 1, ma cioè 14, i playoff sono comunque il campionato, gli spareggi sono comunque il campionato, vabbè, cose sempre un po' strane. Al primo posto c'è il portiere brasiliano che ha giocato anche nella nazionale brasiliana, Rogério Ceni, con 130 gol. Ragazzi, 130 gol, ti credo che è al primo posto tra i portieri, e tra l'altro con un distacco enorme sul secondo, ma 130 gol, cioè, se voi pensate che gente come Totti, come Roberto Baggio, come Shevchenko ne ha segnati più o meno 200, qualcosa di più, ma 130 sono tantissimi. Poi direte tirava i rigori, le punizioni, tanto ha fatto 130 gol, una cosa pazzesca. Al secondo posto c'è un altro sudamericano che è mitico, Luis Chilavert, portiere paraguaiano, con 67 reti, anche lui tirava i rigori, le punizioni, tra l'altro storia particolarissima, davvero personaggio d'altri tempi, tra l'altro anche un po' sovrappeso, era veramente tutto sembrava tranne che un calciatore, ma era un portiere di un carisma, di un carattere eccezionale. Io guardai le partite del Paraguay nel 98, mi ricordo la prima partita di Francia 98 del Paraguay-Bulgaria 0-0, una partita orrenda, solo per vedere le punizioni di Chilavert. Tifavo per dei falli al limite dell'area di rigore a favore del Paraguay per vedere la punizione battuta dal portiere, e avvenne, poi non segnò, però veramente mi colpì tantissimo ed era davvero un personaggio che trasmetteva carisma e personalità. 67 gol per Chilavert, che è al secondo posto. Al terzo posto c'è un altro mito mondiale che è Jorge Campos, portiere della nazionale messicana per tanti anni, che aveva delle divise sgargianti, che si disegnava da solo, che tra l'altro gli stavano 40 volte rispetto alla sua taglia, c'entravano altre 3 persone insieme a lui dentro la maglietta. 46 gol, però attenzione perché ha una particolarità: 38 di questi gol li ha segnati da attaccante. Campos gli piaceva fare il portiere ma anche l'attaccante, quindi è forse da mettere con l'asterisco la statistica di Campos. Al quarto posto c'è un portiere peruviano che è Johnny Vegas, con 45 gol, giocatore che ha giocato, portiere che ha giocato solo in Perù. Poi c'è un bulgaro, il primo europeo, con 42 reti, al quinto posto è Dimitar Ivankov. Al sesto posto c'è un'altra icona totale degli anni 80 e 90, cioè René Higuita, portiere della Colombia, con 41 gol. Al settimo posto c'è un altro portiere brasiliano che è Marcio, che è probabilmente il più giovane tra questi, classe 1981, che ha segnato 38 gol. All'ottavo posto c'è un portiere che io ricordo benissimo, Hans-Jörg Butt, portiere tedesco, lo ricordo al Bayer Leverkusen, fece gol anche alla Juventus in Coppa dei Campioni, 32 gol segnati, grande rigorista. Butt, bravissimo a spiazzare il portiere avversario. Al nono posto c'è Misael Alfaro, portiere di El Salvador, con 31 reti, e al decimo posto in coabitazione ci sono Pantelic, portiere jugoslavo, e Patterson, portiere del Costa Rica, con 26 gol.
al di là dei numeri nudi e crudi, devo dire che vedere i portieri segnare è sempre particolare. Noi in Italia siamo abituati a vedere i portieri che vanno avanti, soprattutto alla disperata sui calci d'angolo finali, quando la partita ormai è quasi persa, quando bisogna vincerla. I gol che io vi ho portato, i gol segnati in Serie A dai portieri, sono tutti e tre su azioni di calcio piazzato: quello di Rampulla in Atalanta Cremonese, quello di Taibi in Reggina Udinese e quello di Brignoli in Benevento Milan, così come quello di Provedel in Champions League in Lazio Atletico Madrid. Sono portieri che si buttano in avanti e fanno gol. È più difficile avere, probabilmente perché c'è anche tanta tattica, magari gli allenatori non sono così propensi a far battere punizioni e rigori ai portieri, perché poi nel caso in cui dovesse andare male, ci fosse un contropiede dell'avversario, ti ritroveresti senza il portiere. All'estero, e in particolare in Sud America, c'è un po' questa tradizione dei portieri goleador, dei portieri che battono le punizioni. Devo dire anche un'altra cosa, che io credo che in alcuni paesi, come ad esempio il Brasile, c'è una tecnica di base di tutti i calciatori che va oltre probabilmente anche il calcio europeo e il calcio asiatico. Mi ricordo che un mio amico andò allo stadio a vedere un Roma-Milan e mi disse, era Milan comunque di metà anni 2000, quindi un Milan fortissimo, e mi disse che durante il riscaldamento del Milan, lui grande appassionato di calcio, quindi non guardava soltanto i tifosi, i giocatori della Roma, della sua squadra, che vedeva tra l'altro tutte le settimane o quasi, e lui mi disse volevo vedere insomma anche il riscaldamento, anche un po' la tecnica, il palleggio dei giocatori del Milan, e mi disse: io non sono rimasto tanto sorpreso dalla tecnica per esempio di Kakà durante il riscaldamento, io sono rimasto affascinato dal palleggio di Dida che faceva il portiere, e mi raccontò che poi lo vidi anch'io quando andai a Milano a vedere sia derby di Coppa Milan-Inter del 2005 che Milan-Roma, la partita d'addio di Paolo Maldini nel 2009. Dida aveva una tecnica davvero che avrebbe potuto fare il regista a centrocampo, faceva di quelle cose che palleggiava, tirava il pallone in alto e se lo faceva roteare tra le scapole. Erano delle cose veramente fantastiche, per cui questo tipo di atleti, questo tipo di giocatori così tecnici, probabilmente se si allenano, se si mettono a battere punizioni e rigori alla fine degli allenamenti, poi diventano dei tiratori, non dico alla Juninho per Nambucano, ma comunque diventano dei giocatori che il pallone sotto la traversa ce lo possono mettere tranquillamente. E infatti di questa lista che vi ho letto, più della metà sono o sudamericani o centroamericani. Evidentemente tra tattica e tecnica qualcosa questo vorrà pure dire. Questa è la lista dei 10 migliori goleador, dei 10 migliori portieri goleador. Vedremo se un giorno ci sarà qualcuno che riuscirà ad arrivare almeno ai 26 gol dei decimi in classifica. Questo è lo Scrigno del Calcio e io torno domani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate commenti, like e tutto ciò che lo sostiene. Ciao.